Siamo con Lorenzo Lombardi, artista che conosco da diversi anni come Web Art Mostre, come l'Orchestra Villa Quaglia, e che quest'anno è presente per la prima volta ad Artinfiero Dolomiti. Diciamo la sua prima esperienza fieristica, questo fa piacere, e a lui chiediamo qual è stato il tuo percorso e come sei arrivato a queste opere. Il percorso è iniziato qualche anno fa con altre varianti in tema di creatività. Queste opere sono arrivate per sintesi di tutto quello che è stato il mio percorso di studi e il mio percorso di lavoro, che era quello di grafico, quindi l'essere grafico a livello di espressione era parte integrante del lavoro che ho sempre fatto in vita mia. E il frutto di tutto questo sono stati i quadri che si vedono attualmente, dopo un percorso di varie sfumature, passando dall'astratismo a quello che era l'avanguardia russa e altri percorsi, sono arrivato alla fine a decidere che questo potesse essere il mio percorso ideale. E prospettive per il futuro? Pensi di continuare chiaramente su questa ricerca, pensando però anche di andare oltre, o hai già qualche altra idea che vorresti sviluppare legata anche a questo concetto? La mia idea è continuare su questo percorso, chiaramente sviluppando quello che è il tema di base, che a questo punto è stato abbastanza esplorato. Mi piacerebbe arrivare a un discorso di tridimensionalità partendo da questo che è oggi un discorso che ritengo forse troppo piano. Quindi questo sarà il domani lo sviluppo di questo tipo di grafismo e questo tipo di quadro in generale.